con la preview della mostra di antiche ceramiche di Burgio che abbiamo intitolato Roba Stagnata, si annuncia un percorso espositivo che presenta quella che è la produzione ceramica di Burgio nel corso dei secoli, dalle origini fino al XX secolo. Oggi abbiamo presentato una esposizione di ceramiche della metà del XVII secolo, una produzione di vasellame da mensa e da dispensa che appunto richiama quella che è l'influenza calatina delle botteghe burgitane. Infatti è proprio alla fine del XVI secolo che un gruppo di caltagirronesi si spostò appunto da Caltagirone a Burgio e introdusse nelle nuove botteghe l'uso degli smalti e dei colori, per cui i burgitani da quel momento cominciarono a fare ceramica artistica. L'associazione ProMuceb, Museo della Ceramica di Burgio, si propone di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale custodito all'interno del museo attraverso una serie di attività espositive da portare sul territorio siciliano, mettendo in mostra esemplari di pregio di ceramica di Burgio provenienti da collezioni private di tutta l'isola. È un progetto che comincia felicemente al Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, dove oggi abbiamo presentato un'anteprima della mostra Roba Stagnata, che verrà effettuata e verrà inaugurata nel mese di settembre, alla fine del mese di settembre 2023, con l'intera collezione messa a disposizione del pubblico, con l'obiettivo di trasmettere al pubblico e far conoscere il percorso di sviluppo della ceramica artistica di Burgio dalla fine del XVI secolo fino quasi, diciamo, al Novecento, ed è un progetto che siamo sicuri incontrerà l'interesse del pubblico e che progettiamo appunto di portare avanti da qui in poi con sempre rinnovato entusiasmo. Questa nuova associazione che promuove il Museo della Ceramica di Burgio è veramente un'iniziativa meritoria, un'iniziativa interessante, perché non porta a Burgio il visitatore, ma porta la ceramica di Burgio in tutta l'isola, quindi pubblicizza, fa conoscere questo museo andando a casa dei visitatori, girando per la nostra Sicilia, per la nostra terra, per cui è un modo per attirare a Burgio il pubblico, per far conoscere questa ceramica in maniera ben più ampia, in maniera più allargata, girando con iniziative di spessore scientifico e altamente culturale per tutta l'isola e portando nei musei, come la prima iniziativa nel Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, portando la ceramica di Burgio in questi luoghi e facendo conoscere anche tante collezioni private di ceramica locale che non sono conosciute e che servono come motore per portare poi un grande pubblico di visitatori al Museo della Ceramica di Burgio.